E dunque una prima serie tutta da seguire. Veronica Lucchese, quarta corsia, classe 97, ha vinto ben 4 medaglie d'oro ai campionati italiani giovanili di Riccione, 50, 100 dorso, 200 e 400 misti. 2 ori e 2 argenti sono arrivati anche nel 2011 con la nazionale giovanile dalla Coppa Komen. Coppa Komen a cui ha partecipato anche la Girardi, vincendo proprio questa gara dei 100 dorso, in quell'occasione con il primato italiano ragazze. E dunque il testa a testa fra le due atlete di punta, la Lucchese che ha vinto i giovanili con 1.01 e 88, la Girardi un anno più giovane con 1.04.03. Girardi che è stata anche campionessa primatista italiana ragazze dei 50 dorso, primato del meeting di Federica Meloni, 1.01.97, si accende la gara, Veronica Lucchese in 4, Maria Chiara Girardi in 5 nell'ordine a pari merito, non poteva esserci conclusione migliore di questa. Veronica Zin chiude terza in 1.08 e 0,5 e dunque la vittoria è condivisa tra Veronica Lucchese e Maria Chiara Girardi.